Siamo contentissimi oggi di essere qui al Grand Hotel Terme a celebrare questo grande raggiungimento di questo obiettivo tra Federalberghi Garda Veneto e CARSA per il tramite della partecipata UGAV. Un appuntamento che va consacrando l'accreditamento ARERA tanto cercato e voluto da Federalberghi Garda Veneto, ma soprattutto ufficializzare anche questo fidanzamento, questa volontà comune tra Federalberghi Garda Veneto e CARSA di porsi degli obiettivi comuni sul tema dell'energia e del gas e non solo. Credo che mai più di adesso sia arrivato il momento di fare fronte comune ai problemi che ogni giorno affrontiamo con le nostre strutture ricettive e che credo che accomunano tutte quante le strutture, tutte le enti di federazioni. Non credo che mai più di adesso non ci siano confini sul lago di Garda, ma inteso anche come settore proprio del turismo. Mi auguro vivamente che, a parte l'obiettivo che vogliamo perseguire di creare un risparmio per le nostre aziende che rappresentiamo attraverso gli enti di federazioni appunto che rappresentiamo, vi sia anche modo di poter intavolare insieme dei tavoli di lavoro per affrontare appunto i problemi che ogni giorno affrontiamo e che in questo periodo annoso, pre-pandemia, post-pandemia e adesso con l'annosa questione della guerra, ci portano ogni giorno a doverci modulare, ad adattarci con le nostre strutture, mettendoci a dura prova. Credo che però mai più di adesso fare fronte comune e fare squadra possa essere l'unica strada percorribile per riuscire a vedere una luce e soprattutto raggiungere gli obiettivi e il trend che il lago di Garda merita.